Cose grandi! Perché? Sei troppo piccolo, non puoi ancora capire. Ciao ragazzi, benvenuti in questo episodio. Io sono Francesca. E io sono Mattia. Oggi vogliamo parlarvi di fake news. Sapete che cosa sono? Sicuramente ne avrete sentito parlare, ma ci piacerebbe spiegarvelo meglio e farvi conoscere anche il nostro punto di vista. Le fake news non sono altro che le notizie false. Ad esempio, la Terra è piatta. Ma lo sapete che il 5,8% degli italiani pensa veramente che lo sia? Oppure che gli alieni sono nascosti tra noi o che i dinosauri si sono veramente estinti e tante altre bufale. L'altro giorno la mia compagna di classe Samar mi ha raccontato di aver visto su internet una casa costruita a testa in giù. Ma com'è possibile? Sì, è vero. A me Patrizia ha raccontato di aver visto immagini di animali con 7 zampe, 5 orecchie. È assurdo. Oppure che gli alieni sono nascosti tra noi o che i dinosauri non si sono veramente estinti e tante altre bufale. L'altro giorno la mia compagna di classe Samar mi ha raccontato di aver visto su internet una casa costruita a testa in giù. Ma com'è possibile? Sì, è vero. A me Patrizia ha raccontato di aver visto immagini di animali con 7 zampe, 5 orecchie. È assurdo. A volte certe notizie sono talmente esagerate che dai, capiamo subito che si tratta di una fake news. Hai ragione, però a me è capitato di avere dei dubbi. Certe notizie sono raccontate talmente bene e con tanti dettagli e immagini da sembrare reali e possono ingannare. Già, inoltre ai giorni d'oggi le troviamo sempre più spesso. Internet ne è pieno. E allora come si fa a capire se una notizia è vera oppure non lo è? Secondo me, prima di tutto, bisogna trovare delle prove che quella notizia sia vera. Quindi fare ulteriori ricerche, approfondire l'argomento, bisogna risalire alle fonti di quella notizia. Hai ragione, da quando siamo nati crediamo a ciò che radio, TV, giornali ci raccontano, perché sappiamo che le informazioni sono controllate da giornalisti professionisti che sono responsabili di ciò che dicono. Ma ora che i media si sono moltiplicati, tutti possono dire tutto e ci sono molti bugiardi. E c'è anche da dire che cadiamo subito vittime dell'effetto bolla. Dell'effetto che? Mattia, dai, l'effetto bolla, quel principio secondo il quale noi siamo portati a credere più facilmente a notizie che confermano convinzioni che abbiamo già. Ah, sì, è vero, come quando la mia amata squadra di calcio ha fatto una partitaccia e io passo il pomeriggio a cercare gli articoli che parlano di quanto l'arbitro sia stato ingiusto. Adesso ti racconto questa, è una curiosità su Orson Welles. Ah, il famoso regista? Esatto, proprio lui. Pensa che è diventato famoso nel 1938 proprio grazie a una fake news. Aveva ideato un programma radiofonico in cui si faceva credere che il mondo si trovasse nel bel mezzo di un'invasione aliena. Sì, la conosco la storia. La gente, benché sapesse che era tutta una finzione, fu presa dal panico e corse in strada nel tentativo di mettersi in salvo. Cari ascoltatori, avrete capito che a volte è proprio facile essere presi per il naso. E a voi, mai capitato di credere a qualche bufala? Sperando che la nostra chiacchierata vi sia piaciuta e magari sia servita a farvi riflettere, vi salutiamo e vi aspettiamo presto in un altro episodio. Ciao! Check it out, y'all.